Panorama Sardo, in collaborazione con Cofim, prezzo di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario in Sardegna. Con Remosa, del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il Parco Scientifico e Tecnologico dell'isola nasce da un accordo tra Regione e Unione Europea, con la gestione di Sardegna Ricerche, di un complesso sistema di infrastrutture avanzate, servizi per l'innovazione, per l'industrializzazione della ricerca, oltre che incubatore di start-up, bandi e progetti. Una galassia composta da 4 centri con sedi a Pula, che ospita il centro di divulgazione 10 Lab, il CRS4, il laboratorio di protonizzazione rapida, la piattaforma Biomed e diverse imprese insediate. Porto Conte, Ricerche ad Alghero, la sede di Macchiareddu specializzata nelle energie rinnovabili e nel Centro Marino Internazionale di Torre Grande. Nella sede istituzionale di Manifattura Tabacchi, la giornata di approfondimento organizzata da Sardegna Ricerche dal titolo 20 anni di futuro. Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, nel corso dell'incontro, con i rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e quello delle imprese, si sono confrontati ripercorrendo i traguardi raggiunti e delineando i progetti per lo sviluppo del parco. Questo tipo di ricerca, il sostegno alla ricerca, credo che sia fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. È chiaro che i cittadini sono preoccupati per la sanità, sono preoccupati per la siccità, sono preoccupati per le emergenze quotidiane, però devono capire, e noi dovremmo essere bravi a fare questo, che gli investimenti sulla ricerca sono fondamentali anche per risolvere quel tipo di problemi. Penso alle biotecnologie mediche, penso alla telemedicina, penso a tutti i sistemi che consentano anche per mezzo dell'intelligenza artificiale di poter ovviare e trovare delle soluzioni anche sulla siccità e su tanti altri problemi che sono poi la quotidianità dei sardi. Quindi noi siamo qua presenti per far sapere che le risorse tante che sia in termini di fondi regionali e in termini di fondi europei sono stanziati per la ricerca, per il polo tecnologico, devono essere spese bene, devono essere spese per i sardi. Noi ci siamo e siamo pronti a lavorare anche per un rilancio del settore e dello stesso polo tecnologico, che credo sia importante per tutti. Sono volati 20 anni.
Sono volati 20 anni da quando è nato il Parco Scientifico e Tecnologico di Pula e anche tutto il Parco Tecnologico della Sardegna, perché non dimentichiamoci che il Parco Tecnologico va da Pula ad Alghero, a Oristano, a Macchiareddu, con tante sedi delle nostre attività di ricerca dove sono insediate centri di ricerca e imprese. Nasce tutto da un accordo tra la Regione Sardegna e l'Unione Europea con il programma ambizioso di fare della Sardegna un grande laboratorio di ricerca internazionale. Sì, è stata una visione, devo dire, illuminata, perché ha portato in Sardegna, come ha detto Rita Levi Montalcini il giorno dell'inaugurazione, un qualcosa che in Italia ancora non c'era, cioè mettere insieme ricerca, imprese e innovazione. Quindi un mix che è tutto questo nel parco tecnologico, dove io aggiungo anche formazione, attività con i più piccoli e divulgazione scientifica. Di questi 20 anni Maria Assunta Serra ha vissuto con due ruoli importanti di primo piano, prima commissario straordinario, poi direttore generale. Sì, ho iniziato nel 2019, a ottobre 2019 come commissario straordinario e poi riconfermata nel 2021 come direttore generale. Diciamo che sono quasi 5 anni che ho diretto questo importantissimo centro che è Sardegna Ricerche, agenzia della Regione Sardegna, che coordina tutto il parco tecnologico ed è il socio unico anche di tutte le società di ricerca e i centri di ricerca che sono nel parco. Nella sua introduzione all'evento, alla giornata in cui si celebrano i 20 anni, che cosa ha detto? Beh, intanto è una celebrazione di 20 anni, ma è anche un momento di condivisione di una nuova visione, di nuove linee di attività che si vogliono portare nel parco tecnologico. Quindi non solo ICT, non solo robotica, telecomunicazioni, ma anche e soprattutto biomedicina, medicina di precisione e medicina preventiva, che si basa su studi di genomica che possono portare a nuovi farmaci di precisione che sul DNA della persona potranno essere molto più interessanti da un punto di vista curativo. E adesso state lavorando sull'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nell'isola. Beh, sull'intelligenza artificiale c'è un universo, perché l'intelligenza artificiale arriverà ovunque, ma dall'agricoltura di precisione ai packaging per gli alimentari, a tutta una serie di attività che ormai pervadono l'universo. Quindi l'intelligenza artificiale sarà ovunque e speriamo che sia sempre in un'ottica di positività e mai per cose negative. Cosa ci aspettiamo per i prossimi 20 anni? Per i prossimi 20 anni noi non vogliamo prevedere il futuro, ma lo vogliamo accompagnare. Il futuro secondo noi va stimolato in senso positivo per raggiungere sempre un maggior benessere, salubrità e felicità dell'uomo. Era una cattedrale nel deserto nel centro di Cagliari, voi l'avete recuperata al 100%. Beh, la manifattura tabacchi in questi anni è cresciuta molto. Grazie a Sardegna Ricerche, ma grazie anche agli operatori che sono insediati, operatori economici che fanno molte attività. Abbiamo creato un centro culturale molto vivo dove si fa attività non solo di divulgazione scientifica ma anche attività culturali. È molto importante, lo sottolineo, le attività con i bambini. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano. Si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così
nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, mastri mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta garanzia a prima richiesta, se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1970. Da Harvey Keitel a Claudia Gelini, passando per Claudio Bisio, attori e attrici di statura internazionale, la 7ª edizione del Film in Italy Festival qui al Forte Village, curato da Tiziana Rocca, con il supporto della Regione che riesce ad avere una visibilità mediatica straordinaria, visto una presenza di stelle che è davvero di primissima fascia. Dopo Venezia in Italia e un po' Roma c'è questo festival. Abbiamo trovato tutta una serie di contributi molto interessanti e la Sardegna è sempre in vetrina. Prima lei parlava di andare a guardare le buone scritture, le buone sceneggiature, oppure i registi. C'è un regista italiano con il quale le piacerebbe girare? There's so many, but one of my dear friends, Valeria Golino, is a wonderful director too. Ce ne sono molti, di sicuro Valeria Golino, che è anche una mia grande amica, è una regista che amo molto, ha un progetto in uscita e mi piacerebbe molto lavorare con lei. Mi piace moltissimo qui, l'acqua, la possibilità di andare in giro, essere immersi nella natura, è tutto veramente bellissimo e soprattutto la possibilità che ci dà Tiziana di stare qui tutti insieme e di incontrare dei talenti magnifici. Silvio Orlando, aria ferma, girato in un carcere di Sassari, adesso nel sud della Sardegna.
sensazioni speciali oppure fa parte della vostra carriera questo di essere delle pietre che rotolano come i Rolling Stone? No, vabbè, sono momenti migliori e momenti peggiori. Quello del carcere di Sassari ovviamente è stato, poi abbiamo seminato e abbiamo raccolto, però di per sé era una situazione abbastanza opprimente, e qua invece è una utopia realizzata, insomma, quando Marx stava di buon umore pensavo a posti del genere. Vabbè, poi economicamente la cosa ha preso una piega, è uscita un po' fuori controllo, però c'è tutto, sport, cultura, il mare, la natura, belle donne, begli uomini, a prescindere da me. Allora uno vede Silvio Orlando e pensa, Il Caimano, Palombella Rossa, Aprile, Il Sol dell'Avvenire, tanti film, una produzione. C'è un figlio più caro che coccola di più nella sua memoria, da artista ovviamente? Ma io sono legato moltissimo al film che per me è stato un caposaldo, che era La Scuola, che è stato il mio film che ha avuto più successo e che sopravvive ancora. Anche di Botteghino, sì. È quello, dico, perché abbiamo colpito un po' il cuore delle persone, siamo riusciti a collegarci, poi c'è un film anche di ottima qualità, insomma. E quindi credo di aver salvato anche qualche ragazzo da un destino un po'. Di aver dato delle indicazioni, insomma, delle strade. Mi è capitato un ragazzo in una pizzeria, un pizzaiolo è uscito fuori, mi ha dato una lettera, l'ho letta, mi ringraziava che dopo aver visto quel film, insomma, aveva preso un'altra strada. Ecco, questo è uno, però mi basta. Io ne ho un altro, Jude Law, John Malkovich, siamo su altri, Diane Keaton, insomma, The New Pope. Che esperienza è stata? Una serie lunga, molto impattante, anche in un momento storico, sociale. Puoi parlare della Chiesa in Italia è diverso che in qualsiasi altra parte del mondo. Ah, lì è stata una specie. Cardinale che tifa Napoli, poi. Sì, è stata una specie di roba onirica, un incubo, un sogno incubo, come un po' appariva la serie sullo schermo, perché ovviamente mi sentivo molto fuori luogo in mezzo a questa parterre così, parlando una lingua anche diversa dalla mia, un ruolo così importante, così determinante, in un senso di responsabilità. Delicato, direi. Sì, delicato. Un po'. Nella trama del film e anche nella storia, nel peso proprio scenico, questo arcivescovo che alla fine sposta, manovra, capisce all'intuito. Sì, era un po' la sintesi della Chiesa con le sue luci e le sue ombre, con il sacro e il profano assieme, una serie di sfaccettature che solo la penna malefica di Paolo Sorrentino poteva immaginare, quindi me l'ha regalato, è stato un regalo meraviglioso. Proseguirete, o almeno cosa c'è nell'agenda di Silvio Orlando da qui a dopo estate? Ma una volta si diceva tanto teatro e poco cinema, come un vezzo un po' degli artisti, io però dico tanto teatro e poco cinema. Corrado Guzzanti, insomma, qui al Forte Village, la 7ª edizione di un festival che mette in fila una serie di star, celebrità. Accidenti. Qual è la battuta? Insomma, troviamo una battuta a tutti questi signori che arrivano da Hollywood. È uno zoo di talenti, io siamo contentissimo perché vedo degli attori che amo molto e mai avrei pensato di incontrare di persona, insomma, quindi sono. Tutti assieme? Tutti assieme, esatto, tutti assieme, quindi è veramente impressionante. Per Corrado Guzzanti cos'è il cinema? Abbiamo un minuto. È una cosa che va difesa e preservata innanzitutto e che dobbiamo cercare di fare di più e di meglio, dando più possibile spazio ai giovani autori, non spaventandoli nell'indurli a fare prodotti commerciali, ma ad essere più possibile autori, insomma. Io Claudia Gerini regista, Claudia Gerini attrice, ma poi si ritorna a fare l'attrice con più forza, con più passione. Come sente la sua professionalità? Sì. Quando fai la regia riesci a capire tantissime cose che da attrice basta non capisci, perché comunque quando ti trovi poi ad avere determinati problemi, no? Perché il regista è il padre e la madre del film, decide tutto, dai costumi agli attori, ai tempi. Insomma, è una bellissima scuola e sono cresciuta ed evoluta anche con questa regia che ho fatto 2 anni fa, e quindi
speriamo di fare un altro film, magari quando arriverà l'idea giusta. Non nella cabina che telefoni. No. Era una battuta perché il mio film era in un'unica casa e Tapirulan ha detto adesso farò ancora più piccola location. No, sarà in Sardegna per l'ennesima volta qui a questa kermesse. Chiudiamo con il filming curato e ideato da Tiziana Rocca, insomma sempre con lo spirito giusto, insomma ti godi il sole, il mare, il verde. Sì, io sono follemente innamorata di quest'isola e tutti gli anni cerco di venire anche, non solo al Filming Italy, conosco anche una Sardegna meno gettonata, no? La Sardegna quella delle coste, insomma dell'Oristanese, ho fatto anche altre esplorazioni di quest'isola, la amo molto e quindi sono molto felice che all'inizio d'estate ci sia Filming Italy per iniziare bene l'estate con la Sardegna. Jenny che è cresciuto, è diventato adolescente, uomo importante. Che tipo di storia ti viene in mente da raccontare? Se sei in aereo e hai 40 minuti, sono tanti, però che tipo di percorso artistico hai messo in piedi? È il percorso di un ragazzo come tanti che è cresciuto in una periferia dove spesso ci sono delle difficoltà, ma che se hai un obiettivo, se hai un sogno, una famiglia forte alle spalle, riesci a superare quei limiti che le circostanze ti impongono. Ed è bellissimo poi essere qui oggi a questo festival al Forte Village, ma in Sardegna, che io adoro la Sardegna. Tra l'altro io mi aspettavo la domanda perché io ho avuto il piacere di girare una serie americana, Fargo, negli Stati Uniti, e interpretavo un sardo. Il mio personaggio si chiamava Gaetano Fadda, quindi... Cognome tipicamente friulano. Sì, come a me, Esposito. Di dove sei Salvatore Esposito? Dove sei? Io dico di Bergamo Alta, non è che potrei essere, però è sempre bello. Poi la cucina sarda, madonna mia, buonissima, buonissima. È detto da un napoletano che di cucina ne capiamo. Cosa c'è nella tua agenda? Cosa ti aspetta questa estate? Magari un po' di vacanze e poi dopo a seguire? Abbiamo finito di girare da poco una serie, Piedone, che uscirà su Sky, che è ispirata ai film di Bud Spencer, dove interpretava il commissario Rizzo, e poi sto scrivendo il mio terzo romanzo che chiuderà la trilogia dello sciamano. Ci sono progetti internazionali, tante cose, non ci fermiamo. Se dovessi dare, c'è una masterclass qui nel 7° festival organizzato da Tiziana Rocca con gli studenti dell'Università di Cagliari. Sì. Produrranno dei piccoli corto, che migliori, quelli che la giuria. Ecco, se tu dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che inizia un percorso artistico di questo genere, cosa gli diresti? E meglio, cosa non gli diresti? Allora, gli direi di sognare, di studiare e di non mollare mai, innanzitutto. Quello che non gli direi è queste 3 cose, perché io voglio che i ragazzi siano liberi di vivere il proprio sogno, di vivere il proprio percorso con la naturalezza con cui l'ho fatto io, con gli errori anche che ho fatto io, perché credo che a volte sono soprattutto gli errori che ti fanno crescere. Hanno il diritto di sbagliare? Sì, tutti abbiamo il diritto di sbagliare, allo stesso tempo però dobbiamo essere così bravi da rendercene conto e da non sbagliare più. Tanti dei miei ricordi migliori sono qua in Sardegna. Hai girato un po' tutto, dove sei stata? Hai un ricordo particolare, un luogo che ti ha colpito in maniera speciale? Beh, io all'inizio avevo appena iniziato a suonare, andavo a Porto Rotondo, si chiamava l'M Club all'epoca, e diciamo che lì ho iniziato un po' a formarmi come DJ, quindi ce l'ho nel cuore quel posto lì, i primi dischi che ho messo. Se adesso devi guardare un attimo l'agenda, quali sono i prossimi appuntamenti? Beh, io inizio lunedì mattina con Radio 2 Happy Family con i Gemelli di Guidogna, quindi si riparte, la sveglia è di nuovo alle 6 del mattino e così per tutta l'estate. Intanto superiamo l'estate, poi a settembre vediamo. Prima volta in Sardegna, lo si chiede a tutti, poi non è mai vero. Ma quale prima volta in Sardegna? Io ti dico solo questo, che ho una grande fortuna nella mia vita di avere ancora viva la mia tata, che è 57 anni che lavora a casa nostra, che ha cresciuto 3 generazioni praticamente, 2 generazioni di sicuro, me, i nostri figli, i figli di mio fratello, di mia sorella, ed è stata, diciamo, la badante di mia mamma. È di Olsai, provincia di Nuoro, Barbagina, ed è meravigliosa, detta Maresciallo Puddu.
questo vi fa capire. Vi mette tutti in riga. Tuttora. Mi ha chiamato mezz'ora fa per sapere allora come stai, come stanno andando le cose, so che allora sei andato in Sardegna. Quindi per me è sempre una sorta di ritorno a casa. Massimo, oltre alla marescialla Puddu, cosa c'è in agenda? Quali sono le cose che ti aspettano in quest'estate che arriva? Poi diciamo del festival di Tiziana Rocca. Guarda, se ti dico la verità, io so in questo momento un attimo di stop cercato perché ti spiego, io ho girato 4 film che devono uscire. Li ricordiamo? Allora, uno è questo Ennio Doris per cui prendo il premio, un altro è 30 anni di meno, che è quello che proiettiamo con mio figlio, lui è Leonardo mio figlio, che sta pure lui nel film perché lui è un giovane attore diplomato dell'Accademia e quindi all'inizio, agli esordi, sta cominciando il percorso. Poi deve uscire il film, quello diretto da mia sorella, che per ora si intitola ancora E se mio padre, ma credo che cambierà titolo. E poi quanto mi manca, manco mi ricordo, allora io ho detto un attimo. Uno stop intelligente. Pensato per. Poi sono uscito dalla tournée, finita adesso con Paolo Ruffini, che abbiamo fatto di Quasi Amici, che ha fatto 150 sold out, ti puoi immaginare che è stato, per noi meraviglioso, e non me l'aspettavo, diciamo, a questo livello, pur essendo abituato male nella mia vita ad avere sempre pubblico, però una roba del genere in questo momento. Poi io tornavo al teatro dopo il Covid, avevo un po' paura. Vuoi saperla tu? E in più ho finito un altro spettacolo che riprenderò come evento durante l'anno santo, che è questo Noi Giuda, che è un monologo in cui Giuda si presenta vestito in smoking. Quanto dura? 1 ora e 10, 1 ora e un quarto, è una cosa che ha avuto anche questo in una settimana a Roma, i teatri pieni e tutto quanto. Allora adesso vorrei stare con i miei figli in vacanza, con mia moglie, un attimo, c'è tanta roba che deve uscire, c'è tanta roba in discussione, in preparazione, un attimo di pausa ogni tanto, se no diventa, rischi di perderti un po' anche la tua vita, quella personale, ecco, invece voglio seguire questo. Padre in figlio si diceva. Sì, esatto. Sto seguendo le orme del babbo, da bravo studente, così dice. Ecco, a proposito di studenti, Tiziana Rocca organizza nel suo festival questa masterclass con gli studenti. Abbiamo fatto oggi. Ecco, voi l'avete fatta. Sì. Quali sono le cose da non dire a un ragazzino che ha il sogno come puoi averlo tu? Da non dire? Sì. Che è un lavoro semplice, facile e accomodante, quello sicuramente, perché bisogna sempre partire dalle aspettative un po' basse, perché è un mondo molto complicato e difficile e quindi è facile montarsi la testa, bisogna stare con i piedi per terra e di conseguenza per me, quindi questa è stata una lezione che mi ha insegnato anche papà e che ho imparato in accademia. Bisogna partire con i piedi per terra sicuramente, non montarsi subito la testa così. Quindi se papà avrà un'estate, come dire, molto rilassante, tu invece che tipo di estate ti aspetti? Io che estate mi aspetto? Ma non so, forse da badante a mio padre, perché ha bisogno. È quello. Età, io lavoro in un altro modo, nel senso che seguirò lui. Detto che devi fare il colloquio con il maresciallo Puddu, con la marescialla. Esatto. Solo lei che dà i permessi, il maresciallo che dà i permessi. Complimenti a tutti e due, in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Io lavoro 1 anno per questo festival, quindi non è un qualcosa che veramente viene solo con duro lavoro, professionalità, tanta determinazione, 7 anni che premiano, che poi ti ritorna indietro quello che fai bene, perché comunque le persone vengono qui, le accogliamo bene, le facciamo stare in un ambiente anche rilassato, diverso da altri festival. Noi non siamo un festival che li vedi solo su red carpet, ci stai con loro, ci puoi parlare, ti puoi condividere, quindi questo è diverso, gli incontri sono più ravvicinati, cosa che non accade mai e questo è importante e quindi questo fa sì che comunque ogni anno io possa migliorare e possa veramente portare sempre di più e fare sempre meglio. Ringrazio la Regione Sardegna per il supporto, per l'appoggio, la Presidente Alessandra Todde, perché anche se è appena arrivata mi ha dato tutto il suo appoggio, perché capisce che questa è una manifestazione internazionale che porta la Sardegna in tutto il mondo, perché questi sono tutti i nostri testimonial che parleranno bene della Sardegna ad altri loro colleghi che poi verranno anche a fare le loro vacanze o comunque ritorneranno a visitare questo posto meraviglioso. Grazie.
4 giorni a 100 all'ora con le celebrità del mondo del cinema, della televisione, della produzione, delle serie e delle fiction. Al Forte Village si è concluso sul carpet più rosso del mondo quello che è il Festival Sardegna Filming, la 7ª edizione. Si è conclusa con Claudia Gerini, Neri Marco Re, il grande Silvio Orlando, ci sono stati i ragazzini dell'Università di Cagliari per la masterclass e le grandi attrici, da Brie Olsen a Rolf Lundgren, il grande Ivan Drago, poi abbiamo avuto Harvey Keitel, c'è stata Patricia Arquette, insomma i grandi nomi del cinema per 4 giorni che hanno dato vetrina internazionale alla Sardegna per la gioia degli amministratori locali e dei produttori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove nature incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Statistici dell'ultimo censimento. Proprietà, impresa e lavoro nella Sardegna rurale è il titolo del libro che l'autore Gian Giacomo Ortu, in collaborazione con Confagricoltura Sardegna, ha organizzato un appuntamento dove è stato presentato insieme ad altri relatori nella sede della Fondazione di Sardegna. Ortu, già professore ordinario di storia moderna all'Università di Cagliari, con questo lavoro ricostruisce l'evoluzione dell'impresa agropastorale dell'isola dal Medioevo ai nostri giorni. È come dire la lunga durata dell'agricoltura sarda, un mondo che per la gran parte non c'è più, è un mondo che abbiamo perduto, ma il fascino che ispira è ancora straordinario, anche per le peculiarità della condizione della Sardegna, i tipi contrattuali, i rapporti di lavoro che io ho studiato, ad esempio, ma anche i rapporti di proprietà, i rapporti dell'uomo con la terra sono assolutamente diversi rispetto ad altre regioni italiane o europee. C'è questa dimensione, diciamo, di specificità, originalità che caratterizza sempre la Sardegna in ogni ambito.
Lei ha dovuto fare una ricerca anche negli archivi storici, quindi ha dovuto poi confrontare anche numeri, dati. Qual è stato uno che l'ha colpito maggiormente di questa ricerca? Beh, sicuramente la ricerca d'archivio. La ricerca d'archivio perché, come dire, per lo storico la ricerca d'archivio è come la ricerca sul campo. Tu ti trovi di fronte alle persone che contrattano, che risolvono i problemi della loro esistenza in un rapporto, ad esempio, societario, e quindi è, come dire, è la vita di un'epoca che ti giunge molto più viva di quanto non possano far pensare, diciamo, le formule spesso molto asciutte di questi contratti. È il rapporto proprio col documento d'archivio che mi ha catturato e mi ha spinto tra l'altro a girare pressoché tutta la Sardegna per vedere appunto negli archivi questa documentazione. Durissima da trattare, però indubbiamente di grande attrattiva. C'è un documento che in particolare l'ha colpita nella memoria, che è stato più particolare degli altri? Beh, il documento sicuramente più straordinario è la carta de Logo. La carta de Logo è una raccolta di consuetudini dell'Arborea, del giudicato di Arborea, ma poi diventa legge territoriale della Sardegna. Ed è una miniera non solo di informazioni precise, ma di suggestioni e di ispirazioni per la ricerca. Da poco mi è capitato, ad esempio, ad Oristano di tenere una conferenza sulla viticoltura nella Carta de Logo. Io avevo studiato molti anni fa, la contrattazione agraria e pastorale in particolare, attraverso questo testo legislativo. È un testo di respiro europeo. Oggi presenta questa sua opera con tanti relatori che sono tutti coesi, tutti connessi sulla ricerca e comunque sulla valorizzazione, e poi il partner Confagricoltura che serve e servirà sempre a valorizzare la nostra terra. Sì, i relatori di oggi hanno due profili, sono gli storici come me, che ovviamente affronteranno il tema in una prospettiva temporale, e ci sono invece i politici, quelli che sono impegnati sul campo e che ne tratteranno sotto altri profili, certamente più vivi, perché sappiamo che l'agricoltura sarda, italiana e europea vive in un momento di particolare difficoltà. La presentazione di un libro è estremamente importante, motivo di orgoglio per noi, perché si tratta di un'opera monumentale che analizza le dinamiche dell'agricoltura, che per quel periodo significano non solo dinamiche economiche ma anche dinamiche sociali e dinamiche demografiche per il territorio. Il libro parte dal 1300 e arriva fino sostanzialmente ai giorni nostri e analizza la trasformazione che le imprese agricole allora, che erano imprese familiari per la gran parte, poi hanno avuto nel tempo fino a diventare imprese sostanzialmente economiche. Porta con sé anche la luce di quelle che sono state appunto tutte queste dinamiche. È bello ancora oggi rivedere o comunque sentire nelle nostre comunità alcuni termini, penso per esempio a Mesapari piuttosto che Pastinu, che allora avevano il significato vero e proprio di contratti agrari e oggi hanno assunto altri significati, ma che comunque resistono nel linguaggio delle comunità rurali sarde. Un libro che non è solo per gli addetti ai lavori, ma la storia è importante, capire da dove si è partiti per arrivare a oggi, con le difficoltà del caso, perché l'agricoltura in generale, anche a livello italiano, ma non solo, è un po' in sofferenza per tutte le dinamiche che conosciamo.
Certo, non è un libro solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo e capire da dove deriva ciò che siamo oggi, perché lo sguardo retrospettivo dello storico consente di capire la realtà e le dinamiche attuali dell'agricoltura sarda sono in parte dinamiche tutte nostre, ma sono ormai dinamiche comuni alle agricolture del resto dell'Italia e perché no anche del resto dell'Europa e del mondo. Quindi da questo punto di vista il lavoro serve appunto, come dicevo prima, a gettare una luce su quella che è la storia dell'agricoltura sarda e ci consente di capire meglio quella di oggi. Sì, è vero, Confagricoltura è molto vicina a queste cose, anche perché soprattutto la Confederazione è fatta da imprese e quindi logicamente si parla sempre di ruralità. Tutta quanta questa è vero, la Sardegna ha una grande storia, sicuramente anche molto complessa e molto soprattutto affascinante per quanto riguarda la sua storia della ruralità in Sardegna. Però io credo che soprattutto bisogna credere sull'altro nuovo percorso, quindi fare veramente un passo, un salto, perché abbiamo bisogno, le nostre imprese in un momento così critico hanno bisogno veramente di investire ancora di più e secondo me anche le imprese qua in Sardegna hanno la possibilità e soprattutto anche la voglia di poter emergere. Oggi un abbinamento perché qui avremo voi che siete il braccio operativo, poi avremo gli storici, avremo i ricercatori, ma sempre e comunque il brand Sardegna da valorizzare, questo è fondamentale, noi lo diciamo spesso nei nostri passaggi e dobbiamo continuare a dirlo. Beh, questo è, diciamo che lo diamo per scontato anche come Confagricoltura, il brand Sardegna soprattutto è una tradizione, è un sinonimo anche di qualità, visto e considerato. Abbiamo tante criticità sul discorso dell'isola, ma abbiamo anche tante qualità per quanto riguarda la salvaguardia del nostro ambiente, del nostro territorio. Io quindi credo che possiamo ancora fare molto di più, ma soprattutto anche con quello che è una ricerca di un progetto definitivo è centrato soprattutto ancora di più sia sulla tutela ambientale e la salvaguardia, ma soprattutto anche per quanto riguarda la crescita e l'innovazione per le imprese, che soprattutto significa per loro una sostenibilità economica. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nei nostri percorsi ritroviamo il presidente del CCN Cagliari e del CCN, il Centro Commerciale Naturale Sardegna, creato da un anno. Ricominciano i tour con i GAL, con i sindaci polacchi, e oggi c'è un nuovo gruppo qui all'inizio della stagione estiva. Sì, siamo molto contenti, partiamo proprio da aprile con un gruppo di 90 persone che arriva dalla provincia della Slesia e dalla regione di Santa Croce, perché abbiamo aperto una nuova collaborazione con un'altra regione della Polonia. Siamo molto soddisfatti. Oggi siamo qui al Poeto con un gruppo di 22 persone che arrivano come GAL e come operatori turistici proprio per visitare la città culturalmente e turisticamente. Nel vostro progetto i sindaci e questi GAL diventano dei veri e propri ambasciatori non solo di Cagliari ma della Sardegna. Assolutamente sì, perché in pratica quando vengono noi proprio li andiamo a creare un percorso culturale e gastronomico proprio in rappresentanza di tutte le nostre tradizioni della nostra città e del sud Sardegna, ma anche di tutta la Sardegna. E infatti noi rilasciamo proprio un attestato di ambasciatore della Sardegna dopo che hanno superato delle prove. Loro sono molto contenti e proprio si propongono loro proprio per promuovere l'isola. Muredu, il turismo esperienziale è sdoganato a diversi livelli per quanto riguarda l'isola, ma qual è il vero turismo esperienziale? Voi, mi permetto di dire, vi state avvicinando con impegno a questo prodotto nella sua essenza di valori? Allora, per quello che mi riguarda, io sono anche un professionista del turismo esperienziale. Il vero valore è costruire una vacanza e una esperienza intorno alle persone. Le persone devono essere protagonisti, si devono emozionare, devono sentire proprio l'accoglienza della nostra Sardegna e vivere come vive un residente in Sardegna. Questa è l'esperienza migliore che si possa costruire, e questo abbiamo visto che in tutti questi anni premia, perché tutti i GAL delle regioni che ho citato, dopo che propongono agli stessi loro sindaci o ad altre agenzie via viaggio l'esperienza che hanno fatto a Cagliari, vogliono venire anche loro qui a fare la stessa esperienza. Questo significa solo una cosa, che siamo sulla strada giusta, ma non solo. Noi abbiamo portato qui più di 400 sindaci della provincia della Slesia e della regione di Santa Croce e stiamo costruendo altri ponti proprio con altre regioni dove ci sono chiaramente i collegamenti sugli aeroporti, perché oggi noi abbiamo collegata Cracovia, Ponzia e Varsavia. Abbiamo 3 voli e noi tutte le promozioni che noi facciamo sono intorno a questi 3 aeroporti, grazie ai GAL polacchi. Visto che si parla di sindaci, non posso non chiederle, da qualche settimana abbiamo il nuovo sindaco qui a Cagliari, ma lei è già tanti anni che insieme ai suoi consorziati, siete più di 200, lo ricordo, del CCN del quartiere Marina. Cosa bisogna fare nell'immediato, ma soprattutto quali sono le nuove connessioni da creare proprio per valorizzare un quartiere che è cantierato, perché la via Roma è ancora cantierata? Allora, è una domanda molto difficile perché ha bisogno di più azioni. Prima di tutto dobbiamo chiudere i lavori di via Roma, perché in questi anni hanno
abbassato gli incassi delle attività che sono sulla via Roma, ma anche all'interno del quartiere Marina, perché sono stati tolti i parcheggi, non ci sono le segnalazioni, cioè quando arrivano i turisti e non sanno c'è dove camminare, ma soprattutto poi si crea un caos perché non si capisce quello che deve essere fatto. Va aperto il prima possibile. Seconda cosa, va rivista la distribuzione del quello che riguarda l'immondezza, cioè va rivisto il piano, perché non possiamo andare noi a portare l'immondezza, noi già paghiamo le tasse e l'immondezza vieni tu a prendermela, cioè non è possibile che io pago le tasse e poi ti devo portare anche l'immondezza. Terza cosa, serve un controllo serio nel centro storico, non solo c'è nel quartiere Marina, che ricordo che è fronte porto, i primi turisti quando arrivano nel quartiere Marina e non possiamo dare certi segnali. Altra cosa, serve un abito della città. Che cosa intendo per l'abito della città? Bisogna creare un abito sartoriale turistico per proporre la nostra città in Europa. Abbiamo tutti i valori, incominciamo a proporli come città guida enogastronomica in Europa, abbiamo tutte le qualità. Questo va fatto, questo secondo me sono le prime cose che il nuovo sindaco a cui faccio gli auguri deve mettere subito mano. Sì, arriviamo qui sempre più felici per sviluppare e aumentare la nostra conoscenza della Sardegna, la collaborazione, conoscere anche la cultura, le tradizioni, tutto quello che riguarda Sardegna. Ne parliamo con tutti quanti, sia con altri GAL sia anche con i nostri abitanti. Cerchiamo di far conoscere a tutte le persone che insomma vivono anche sul nostro territorio le bellezze della Sardegna. Qual è la cosa più bella della Sardegna? Ci sono tante cose, ma comunque la natura e la vostra cultura e quello sempre cerchiamo di conoscere comunque con grande piacimento, con la passione. Voi siete stati anche da noi e volevamo anche trasmettere tutte quelle assomiglianze e bellezze nostre. Speriamo che siamo riusciti comunque. Bentrovata Silvia, il tour operator che collabora già da alcuni anni su questa operazione di gemellaggio. Quanti sono i paesi che ormai in quella zona della Polonia conoscono la Sardegna? Buongiorno, grazie. Arriviamo ormai a 160 paesi, oltre 160 paesi che hanno conosciuto della Polonia, che hanno conosciuto Sardegna. Ci sono 4 anni che collaboriamo con la Sardegna e portiamo qui sindaci, diversi lavoratori dei uffici e dei comuni, anche a livello regionale. E abbiamo visto che ci sono dei sindaci che tornano e che sono sempre contenti delle nuove esperienze e poi i nuovi sindaci e i nuovi GAL che aderiscono, perché questa connessione è anche abbastanza facile anche per i trasporti, vero? Sì, questo è bellissimo. Con qualcuno di questo gruppo adesso che stiamo realizzando abbiamo contato ieri che sono 7ª volta, quindi sono bellissimi progetti, ma innanzitutto a me fa piacere che hanno preso questo l'amore verso Sardegna, quello che anche noi semplici turisti fa tornare e ci attacca questa la Sardegna, l'amore verso Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologico. A disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Tele Sardegna di Panorama Sardo. Abbiamo raggiunto la chiesa romanica di Santa Maria di Sibiola qui a Serdiana per documentarvi il secondo festival Hippie Music Day. Il tutto condito dalla musica anni 60 e 70, ma un villaggio che proporrà la costruzione di aquiloni, un laboratorio di droni, un percorso olistico e anche yoga. Su questi 7 ettari di parco di Santa Maria di Sibiola non ci resta che documentarvi quello che accadrà. E allora dopo le immagini della regia, ci siamo immersi in questa seconda edizione del Festival Hippie Music Day. Abbiamo raggiunto Valentina Meloni. Valentina, un festival veramente completo. Sì, praticamente era questo l'obiettivo, quello di coinvolgere tante persone a diversi livelli, tante fasce di età e anche con livelli diversi anche a livello culturale, no? Quindi quest'anno il sottotitolo dell'Hippie Music Day è Remembering Yourself, quindi adesso siamo qua nel settore olistico, sentiamo queste armonie evolutive che suonano e che rimbombano nelle nostre viscere. Il tema era proprio questo, risvegliare gli animi, no? E ricordare se stessi, il passato, il presente e il futuro. Quindi non solo la musica degli anni 60 e 70, che comunque c'è sempre, non solo inglese ma anche italiana quest'anno. E ricordiamo che sono 2 giorni, quindi non solo un giorno come l'anno scorso. Molte più persone coinvolte nella collaborazione, nella condivisione di questo evento, quindi abbiamo coinvolto circa 650 persone a vario titolo. Dai poeti agli artisti, al settore olistico, i maestri di yoga, il food e musicisti tantissimi. Abbiamo visto che ogni isola, possiamo dire così, è connessa proprio in un percorso di benessere. Sì, praticamente abbiamo una strada principale che attraversa tutto il parco di Santa Maria di Sibiola e da questa strada principale si dipartono come se fossero degli organi, no? Che ovviamente interagiscono tra loro, come un grande organismo vivente. Ci è piaciuta l'idea di vedere questo evento così, dove questi organi collaborano a vario titolo tra di loro, no?
completamente diversi, un po' come il nostro cuore che è completamente diverso dal fegato, dalla pancia, no? Quindi la parte digestiva. E niente, tutto questo sta accadendo sotto i nostri occhi oggi, il vento ci sta un po' disturbando, però speriamo che magari si calmi un pochino nella sera. Un vento che ci porterà a benessere. Noi continuiamo il nostro percorso per Panorama Sardo e andremo a incontrare anche Giovanni Solinas, l'altro organizzatore dell'evento insieme a Valentina Meloni, e ci faremo raccontare della musica degli anni 60-70 che diventa il collante di tutto questo benessere. Buonasera. Siamo appena arrivati. Allora, bene. Perché siete venuti a questo festival? Perché abbiamo bisogno di libertà, lavoriamo troppo e quindi abbiamo bisogno di 2 giorni liberi. Da dove arrivate? Da Alghero. Qualche chilometro, ma ne vale la pena? Spero di sì, ora curiosiamo un po'. Sì, credo ne valga la pena, assolutamente. Siete venuti qui per il contesto o per qualcosa in particolare? Un po' per il contesto sicuramente e poi sì, per scoprire un po' un mondo nuovo, nuove amicizie, nuove persone, nuovo cibo. Vediamo cosa ci aspetta. Contento di essere qui? Io parlo poco italiano. Cosa ti piace di un festival del genere che ha avuto un bellissimo programma e anche una pianificazione? Can you say that in English? No. Little English. Okay. Do you like in the festival in Serdiana? Of course, yes. I love it. In the summer, you wait for the festivals. Yesterday we were in Alghero. There was Eri. In Alghero c'è una reggae festival. Ma you, where are you from? I'm from Nepal. Lei in questo momento è su un mezzo mobile che è stata un'icona per quegli anni 60-70. Sì, effettivamente sì, anche se ora è gradito quanto un mezzo nuovo, pur avendo 46 anni. In realtà io sono appassionato, quindi per me è una macchina, è un mezzo che uso quotidianamente. È nuovo come in quegli anni ed era una delle tante icone che ha rappresentato anche un simbolo di libertà. Sì, era la macchina dei figli dei fiori effettivamente. Ora è un mezzo gradito da tutti, ricchi e poveri, figli dei fiori e non. Già. Cosa le piace di più di questo festival? Una serenità, c'è talmente tanta tipologia di interesse, c'è musica di tutti i tipi, ci sono situazioni ayurvediche, situazioni rock, soft, artigiani, c'è un po' di tutto, c'è molta serenità e poi essendo ampio lo spazio, tanti ettari, è bello, pace. Grazie a te. Si balla a un festival? Le piace? Assolutamente sì. Da dove arriva? Soleminis. Quindi è vicino di casa? Sì. C'è stato anche l'anno scorso? Sì. Lo trova migliorato? Sì. C'è più possibilità, più scelta. Buon ballo! Grazie. È la seconda edizione, ma sembra la 20ª. Sì, è bellissimo. È molto bello. Complimenti per il look. Grazie. Buonasera a tutti, signori e signore. A me ha fatto rivivere i miei momenti di gioventù perché sono proprio di questa epoca. Comunque piacevole, non mi aspettavo che fuori da Cagliari ci fosse un contesto così enorme di un bellissimo festival. Quindi mi sono divertito un sacco. You got to listen what I got to say.
Abbiamo raggiunto Giovanni Solinas, ma siamo arrivati nel momento clou, la Bike Street, la prima volta in Sardegna. Sì, la Dynamo Bike Funky Bike della Spagna, dei musicisti fantastici, stanno coinvolgendo il pubblico, è proprio entusiasta, sono veramente bravi, ma tutta la musica che fino adesso è stata molto forte, tutti i musicisti band bravissime, ci sono tantissimi espositori, adesso poi la musica continuerà fino a mezzanotte, anche forse più tardi. Cosa dire? Bisogna esserci, bisogna venire e vivere questa esperienza, penso che sia unica, no? Come a Woodstock chi c'è stato ha detto posso dire di esserci stato, anche qui è la stessa cosa. L'anno scorso la musica, il remake, i tribute di Woodstock hanno fatto avere un grande successo a questo festival. Quest'anno invece la musica ha unito l'olistico, lo yoga, gli aquiloni, il benessere, ma soprattutto un percorso naturale. Sì, il sottotitolo di quest'anno è Remember Yourself, abbiamo scelto volontariamente questa cosa che significa ricorda quello che sei stato, quello che sei adesso e quello che potessi diventare, quindi una sorta di occasione per rimettersi in gioco, per rimettere in gioco la propria vita e magari iniziare a costruire qualcosa di meglio, no? E questa è una grande occasione, la gente è contenta, si abbraccia, si ritrova, ascolta bella musica, quindi cosa dire di più? Continuiamo il nostro percorso, andremo a vedere altre band, andremo a vedere altre curiosità di queste giornate straordinarie qui al Parco di Santa Maria di Sipio alla Serdiana. E allora questa 2 giorni straordinaria del Festival Music Day Hippie qui a Serdiana, tantissime le connessioni, tantissimo il divertimento, ma soprattutto l'intrattenimento. I complimenti vanno sicuramente agli organizzatori Valentina Meloni e Giovanni Solinas, ma soprattutto a tutti quelli che hanno partecipato, gli artigiani, i track, le band, ma soprattutto lo staff. Vi ricordo che questo è un evento che non usufruisce di soldi pubblici e credo che sia bene ricordarlo, è stato fatto tutto con l'organizzazione, non c'è una carta per terra, non c'è un residuo perché uno staff di 120 persone ha fatto sì che sia stato gradevole anche il permanere in questa grande zona, 7 ettari ve lo ricordo, e allora non ci resta che dirvi e darvi appuntamento a fra poco con un nuovo argomento qui a Panorama Sardo, continuate a seguirci e i nostri percorsi per la Sardegna continuano.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani. L'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio L'inaugurazione di una nuova concessionaria Sport Equip, di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo brand che rappresenta Special Car al suo 50° anno di storia. Abbiamo intrapreso un nuovo percorso, abbiamo preso il gruppo DR, rappresentiamo 3 nuovi marchi e Sport Equip rappresenta il fiore all'occhiello del gruppo DR e oggi inaugura la sua nuova casa. E questo tipo di auto a chi è indirizzata? Diciamo che è indirizzata un po' a tutti, perché strizza l'occhio alla sostenibilità, perché ci sono vetture che hanno motorizzazioni sia a benzina che con il motore elettrico, ma anche il motore GPL per quanto riguarda la riduzione dei consumi, quindi è indirizzata un po' a tutti e soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le caratteristiche di quest'auto? Le caratteristiche, guarda, te le riassumo in un'unica frase: full optional di serie, prezzo unico in tutta Italia, potete scegliere il colore, il cambio, la motorizzazione, per il resto è full optional. Una inaugurazione con tante persone, ci saranno anche dei test drive?
Test drive, sì, oggi è un po' difficile perché ci sono tante persone, però li stiamo prenotando per i prossimi giorni, quindi chiunque voglia prenotare un test drive è libero di venire qua. Noi siamo aperti dal lunedì al sabato e quindi siamo lieti di farla provare a chiunque. Questa è un'auto di nuova concezione, ma la vostra utenza è sempre posizionata sulla qualità del prodotto. Qualità dei prodotti, ma soprattutto Special Car rappresenta per molti clienti una garanzia, non solo per i prodotti che rappresentiamo, ma soprattutto per il servizio, per l'assistenza e per tutto ciò che concerne il rapporto cliente-concessionaria. Quindi siamo a disposizione a 360 gradi e con Sport Equip aumentiamo ancora di più quello che è il nostro servizio. E siamo in chiusura di una trasmissione che ha previsto due speciali, uno riguardava Film Italy Sardegna Festival per la sua 7ª edizione e poi la seconda edizione che abbiamo visto poco fa che riguardava Yuppie Festival a Serdiana, un evento partecipatissimo. I due eventi sono stati raccontati da Mario Frongia e Umberto Palumbo. E adesso chiusura di trasmissione con l'ufficio studi della CNA che ha fatto gli straordinari. Oggi ha varato un report sull'export, il 20 di giugno invece un altro che riguardava la nostra economia e l'eccellenza del settore turistico su tutti. Partiamo proprio da questo, quindi turismo che nel 2023 sono dati ufficiali. Porcu è andato a gonfie vele. Sì, il turismo è in assoluto il comparto che più ha trainato l'economia della Sardegna lo scorso anno insieme alle costruzioni. Noi nel report affrontiamo il tema e facciamo un consuntivo dell'annualità 2023, ci spingiamo anche a fare qualche analisi sulla scorta di quanto accaduto nel primo trimestre del 2024. 2023 15,7 milioni di presenze, una crescita del 6,5% sul 2022 che pure era stato soprattutto nella parte finale un anno veramente sorprendente e soprattutto abbiamo recuperato i livelli prepandemici del 2019 superandoli in termini percentuali di quasi il 7%. Soprattutto la componente internazionale che già avevamo visto con un forte recupero nell'annualità 2022 cresce nel 2023 del 13% e ovviamente ci consente di commentare un risultato che è veramente significativo. Nel report ci occupiamo anche di comparare l'andamento del mercato turistico isolano con quanto accade con i nostri competitor, sia per quanto riguarda le regioni italiane che i competitor nell'area mediterranea. E a livello nazionale la Sardegna cresce, ma per la verità un po' meno rispetto all'Abruzzo, rispetto alla Puglia e alla Sicilia. Se guardiamo ai dati sulla classifica delle presenze, scendiamo di 2 posti a beneficio di Liguria e Sicilia. Per quanto invece riguarda la comparazione internazionale sui nostri competitor sull'area del Mediterraneo, rimane un dato di medio-lungo periodo, abbiamo margini di crescita davvero significativi e importanti da poter cogliere negli anni perché intercettiamo solo il 5,6% dei flussi complessivi. Basta dire che con la nostra potenzialità in termini ricettivi noi possiamo essere equiparati per esempio a Creta che ha appunto la stessa dotazione ricettiva ma esprime numeri che sono quasi doppi rispetto alla Sardegna. E poi nel report, nella parte finale, prestiamo un po' attenzione e segnaliamo gli aspetti su cui da un punto di vista della prospettiva bisognerebbe davvero investire e mandare avanti una pianificazione programmata per fare dell'industria della Sardegna veramente un'industria a tutti gli effetti in grado di cogliere risultati che sono alla portata del nostro sistema produttivo. Il dato 15.700.000 presenze non tiene conto delle case vacanza e degli affittacamere.
Questo è uno degli altri aspetti che segnaliamo. Noi da tempo abbiamo compiuto un'indagine mirata e sappiamo che la capacità ricettiva del turismo residenziale, quella a cui lei faceva riferimento, è praticamente quasi pari all'offerta ufficiale. Quindi da un punto di vista della prospettiva si pone la necessità di adottare politiche che possano far riemergere questo sommerso e quindi veicolare una domanda per farla rientrare nei flussi regolari. Questo significherebbe far emergere delle cifre, significherebbe recuperare gettito. Noi abbiamo necessità di investire, quindi servono risorse e quindi dobbiamo investire per modernizzare il settore, dobbiamo farlo su diversi versanti, come segnaliamo da tempo, sulla formazione, sia per quanto riguarda gli imprenditori che sulle maestranze, investire sull'innovazione, sul sistema dei trasporti, un grande tema, connettere porti e aeroporti, efficientarli, ma non solo, preoccuparci anche di potenziare la mobilità interna. E poi ovviamente tutte le altre misure che segnaliamo nel report, i processi di riqualificazione urbana, la politica dei grandi eventi e soprattutto puntare per destagionalizzare su quella parte di turismo che cresce in tutto il mondo e che è il turismo esperienziale, quello archeologico, dei grandi eventi sportivi, culturali e questa è una strada che va perseguita con coerenza anche con atti di programmazione della mano pubblica che appunto nel medio-lungo periodo sostengano questi processi. Secondo il report varato stamane, dove si parla di export, è chiaro che per l'82% continua a dominare il petrolio, la raffinazione, per il resto si segnalano balzi in avanti dell'agroalimentare, soprattutto dell'olio sardo e dei prodotti dell'enologia. Sì, è vero, anche qui analizziamo l'andamento del 2023, la parte iniziale, il primo trimestre del 2024, archiviamo un anno, il 2023, non molto positivo, perché pure al netto degli idrocarburi la contrazione è stata del 13%. I primi segnali del 2024 sono positivi, soprattutto è il settore dell'agroalimentare che viene trainato dai prodotti lattiero-caseari e soprattutto dal pecorino romano che nel corso dell'ultimo biennio vede il prezzo medio attestarsi intorno ai 13 euro a chilogrammo dopo le punte di 15 euro toccate negli anni scorsi, ma qui segnaliamo un primo elemento, una visaglia, campanello d'allarme perché crescono il valore, ma c'è un ridimensionamento dei volumi esportati. E per quanto riguarda il 2024, a cui vi faceva riferimento, quindi si conferma questa crescita del comparto oleario, va molto bene l'olio anche se le quantità sono intorno ai 7 milioni e anche nel primo trimestre c'è una crescita dell'agroalimentare dei prodotti lattiero-caseari. Rimane come sfondo l'elemento complessivo di criticità legato al fatto che la nostra capacità, la nostra vocazione all'export è davvero molto bassa e qui occorrono appunto anche qui politiche di lungo periodo. Basti pensare che noi al netto degli idrocarburi il settore manifatturiero concorre per il 3,8% e 13% per il resto delle regioni meridionali, non parliamo del centro-nord, e il concorso che dà il manifatturiero al PIL siamo nell'ordine del 5,5%, la metà del contributo che viene dato nelle altre regioni meridionali. Quindi strada da fare ne abbiamo e occorre far crescere la competitività delle nostre imprese, investire molto nei processi aggregativi e soprattutto nelle filiere. Siamo alle conclusioni. Il cronista è andato a guardare un particolare molto speciale a pagina 3 del report dell'ufficio studi e riguarda le merci dichiarate come provviste di bordo, merci di ritorno e respinte merci varie. Siamo passati da un dato di 11 milioni del 2018 e siamo arrivati addirittura a 139 milioni
nel 2022. Sì, questo è un dato che rileviamo e che condiziona molto le percentuali che riguardano ovviamente i volumi importati e quindi anche esportati. Si tratta di voci particolari che chiamano in causa ovviamente derrate merci in arrivo che poi per diverse ragioni non sono state rimesse in circolo ma sono state ovviamente rispedite all'indietro, e questo è un dato significativamente alto che è legato anche alle situazioni che da un punto di vista geopolitico che la congiuntura propone in questo particolare periodo. Grazie davvero Francesco Borcu. Si conclude qui la fase invernale, autunnale, primaverile di Panorama Sardo. Dalla prossima settimana esordisce per 10 puntate la fase estiva. Quindi ci vediamo fra 7 giorni, cambierà qualcosa. Io ringrazio Francesco Borcu, complimenti per il vostro lavoro dell'ufficio studi. Un'ultima curiosità, una valutazione del lavoro di Alessandra Todde e della sua squadra dopo i primi 4 mesi. Siamo insomma alle fasi iniziali, la Giunta e il governo regionale, la Presidente in queste prime settimane si sta occupando degli elementi di emergenza e quindi prioritariamente si sta concentrando sulle misure che riguardano la sanità, che in questi anni è stata uno degli elementi di criticità più forti. Il settore è stato davvero devastato. Abbiamo ricordato nelle scorse settimane che una percentuale significativamente alta, la più alta tra le regioni italiane, vede i sardi rinunciare alle cure, e poi ovviamente i provvedimenti che riguardano le rinnovabili, l'energia. Quindi nelle prossime settimane ci aspettiamo dalla Giunta una capacità di programmazione, di pianificazione nel medio-lungo periodo, anche attraverso un confronto con le associazioni ovviamente di categoria e con le rappresentanze sociali per andare a costruire quel piano regionale di sviluppo che dovrà dettare le coordinate sugli indirizzi di tutta la legislatura. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.